l'unione delle tecniche più acrobatiche delle arti marziali, di tutte le arti marziali, quindi dal taekwondo al karate, alla capoeira, al wushu, con inizialmente alcuni movimenti della ginnastica artistica. Oggi come oggi si è evoluto e diciamo che si stanno inserendo anche discipline come il parkour, il free running, la break dance, si sta ampliando notevolmente e ciascuno, arrivando dal suo settore, riesce ad inglobare un po' anche le tecniche delle altre discipline e a formare la sua visione, la sua versione del tricking. Salti mortali e avvitamenti, è quello che mi affascina di più. Io venendo dalla breakdance cerco di influenzare con i miei passi appunto di breaking il tricking, però nonostante questo amo anche i calci. Io purtroppo di apertura sono pessimo, infatti mi sto impegnando più che altro a tirare calci, però devo ammettere che tutto il mondo del tricking è fantastico, flips e calci sono spettacolari. Ho iniziato perché mi sono sempre piaciute le arti marziali acrobatiche. In regione non c'era assolutamente nulla di simile, ma cominciavano a girare i primi video di tricking in rete e quindi semplicemente, avendo già alle spalle circa una ventina d'anni di arti marziali tradizionali, osservando i video sono riuscito a carpirne alcuni segreti e a studiarli al rallentatore fino a poi arrivare a concludere i primi tricks. Poi da tricks nasce tricks e da lì diciamo che poi dopo mi sono evoluto fino ad arrivare a quello che riesco a fare oggi, che non è moltissimo rispetto a quello che fanno alcuni bambini che cominciano direttamente con il tricking oggi, comunque già notevolmente agevolati dal fatto che ci sono un sacco di tutorials, un sacco di video in più rispetto ai primi del 2000. Libertà, sensazione di libertà, quando vedi la gamba che si stende in aria e pensi a un target da colpire, o quando senti la sensazione di avvitamento sembra di volare, è fantastico.